Presidente Trevisan, partita rocambolesca finita sul 3-3. Sì, partita rocambolesca, diciamo, noi praticamente il primo tempo non abbiamo giocato e i nostri avversari invece hanno fatto un ottimo primo tempo e anche all'inizio del secondo tempo hanno tenuto il pallino in mano della partita. Poi per fortuna c'è stata una grande reazione di carattere, io dico oltre il collettivo anche diciamo, delle individualità che fino ad oggi insomma, stentavano un po' a entrare in partita, hanno fatto mezz'ora di calcio molto intenso, giocando molto bene, poi questo sicuramente per noi è un punto guadagnato. Infatti, dopo un brutto primo tempo, il mister ha fatto quattro cambi che sono stati anche abbastanza decisivi alla fine. Ma guarda, secondo me i ragazzi che sono stati sostituiti hanno sentito un po' la stanchezza della partita di mercoledì che ricordo è stata una battaglia, non è stata una partita. È finita con 8 ammoniti per i nostri avversari e un espulso, quindi questo la dice lunga su come siamo stati trattati con l'acqua e sapone. E quindi probabilmente insomma non sono entrati in campo con la mente serena, sgombera per poter giocare bene questa partita. Poi ci stanno i meriti anche dell'avversario, perché il Cupello oggi ha fatto una grande partita. Chieti è stata ben messa in campo, micidiale nelle ripartenze, quindi adesso i ragazzi avranno una settimana per riposarsi, andiamo a Montorio, un campo che insomma sta diventando difficile perché è una squadra in piena ripresa. Adesso non so oggi cosa abbia fatto, però insomma proveremo a ripartire col piglio giusto. Un'ultima battuta sul mercato di riparazione del mese di dicembre, il Chieti come interverrà? Ma guarda, l'ho detto anche ai tuoi colleghi della carta stampata, sicuramente stiamo monitorando alcune situazioni, però come voi ben sapete io se devo prendere un giocatore devo prendere un giocatore che faccia realmente la differenza, siccome qualche opportunità si potrebbe creare e quindi sicuramente siamo attenti, però il nostro primo mercato di riparazione è il rientro di Marinelli, il rientro di Fruci, il rientro anche di Calderaro, che sono 3 ottimi soggetti che attualmente sono fuori, hanno giocato quasi sempre gli stessi e oggi si è visto, insomma, ripeto, non tanto a livello fisico perché poi il secondo tempo hanno corso, però il primo tempo camminavano in campo e questo la dice lunga sul fatto che abbiamo sempre giocato loro. Il presidente Trevisan è preoccupato? No, non sono preoccupato, chiaramente c'è la percezione che questo è un campionato molto difficile, le squadre sono ben organizzate, ben allenate, c'è un livello qualitativo alto e poi la strada è ancora lunga, ci sono tante opportunità, per cui per incominciarmi a preoccupare insomma ci vuole ancora un po' di tempo.